Venerdì 12 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano che riguarda il Giro d'Italia, Giro e 3 cime, pronto il piano B. Mezzo metro di neve ai 2300 metri del rifugio Auronzo per la tappa di venerdì 26. Esistono già delle alternative, organizzatori cauti, però nel caso di ulteriori precipitazioni a ridosso dell'evento c'è l'opzione del traguardo a Misurina. Mezzo metro di neve al rifugio Auronzo, siamo a 2300 metri, arrivo della 19ª tappa del Giro d'Italia che partirà da Longarone, e un meteo in modalità inverno stanno mettendo in ansia gli organizzatori, ma c'è un piano B nel malaugurato caso che a ridosso del 26 maggio le condizioni meteo siano proibitive, spiega De Martini, delegato nel comitato tappa. Esiste un percorso di riserva come nel caso del 2013, in cui vennero eliminati i passi dolomitici ad eccezione del passo Tre Croci. Proprio male che vada, l'arrivo potrà essere collocato a Misurina, e anche a Misurina la neve non si è risparmiata, accumulando al suolo 30 centimetri. Pieve di Cadore, scuola ottici da rifare, investiti 6 milioni di euro. Un richiamo anche per quanto riguarda la sanità, a rischio la tenuta dei medici. Al San Martino, si parla in questo caso dell'ospedale del capoluogo bellunese, ci sono medici la cui tenuta psicofisica preoccupa, medici eccessivamente esposti all'evento avverso e al rischio clinico e non hanno sostegno aziendale. La denuncia di Crocifissa Locunsolo, segretario in USL del sindacato ANAO Assoemd. L'approfondimento a pagina 7. Omicidio di Fener, lunedì l'autopsia di Antonio Costa, finalmente stabilita la data dell'esame che potrebbe chiarire meglio la dinamica. Verrà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Antonio Costa, il 53enne ucciso al termine di una colluttazione, di una rissa nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio dopo la festa al Cangur, il buffet della stazione di Fener. In cella con l'accusa di omicidio volontario c'è il 46enne di origine dominicana Pedro Livert Dominguez Sanchez, papà vedovo di 4 figli che abita a Fener Bassa. Sotto la lente anche gli abiti che indossava Costa, ma anche quelli delle persone che hanno partecipato alla colluttazione. E il Gazzettino di Belluno dedica nuovamente la foto di copertina ai lavori in atto a Cortina, impegnate travature d'acciaio di 150 tonnellate al lavoro a 15 metri d'altezza per il ponte. Si parla del mega cantiere con travi da 300 tonnellate, ieri sospeso per un foro. Vediamo appunto in questo scatto la sospensione di questo grande travo in acciaio. Nevegal 2021, unica a rispondere al bando per il Colle, il giorno dopo le reazioni alla sentenza della Corte dei Conti che condanna a un anno erariale di oltre 400.000 euro 4 ex amministratori. Si continua a parlare del Nevegal. Ieri infatti scadeva la seconda gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di risalita. Feltre, appello per il restauro di San Vittore che sia veloce come a Valle di Cadore. Il progetto per la messa in sicurezza del santuario dei Santi Martiri Vittore e Corona è ancora al palo. Si teme che il 1 milione di euro già stanziato venga dirottato altrove, come affermano il rettore e l'associazione Amici di San Vittore. L'appello è per un intervento rapido come quello alla chiesa di Valle di Cadore. Parliamo della chiesa di San Martino. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, appuntamento con la storia per la Canottieri, mai così in alto da 10 anni. Musica classica, pianoforte e soprano, gran concerto al Comunale e ancora la proposta, affitti degli universitari, usiamo i fondi di confine. A nome dell'Associazione dei Piccoli Comuni, il sindaco di Serena Dario Scopel lancia un'idea nei giorni della contestazione delle tende. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia messa in primo piano completamente diversa rispetto a quella del Gazzettino. Si parla della manovra del governo italiano che ovviamente ha una conseguenza anche per quanto riguarda la provincia di Belluno e per i lavoratori. Buste paga più pesanti per 75.000 bellunesi. Questo è il titolo messo in primo piano nella prima pagina del Corriere delle Alpi. L'effetto del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti con redditi fino a 35.000 euro all'anno, fino a 97 euro al mese di aumento. La CISL critica, serve una iniziativa strutturale.
Nel cuore di Belluno, giovedì d'estate a tutta musica, il consorzio si sta preparando. Il presidente Massimo Capraro annuncia 6-7 eventi a partire dal mese di luglio. L'approfondimento di Ruffini a pagina 16. Cortina, 2 richiami dalla prima pagina, suite di lusso e tradizione all'Hotel Ancora firmato Rosso. Il patrone della Diesel racconta come diventerà lo storico albergo alla fine dei lavori. E sempre da Cortina, legata e curata con i clisteri, marito e figlia a processo. L'anziana veniva sottoposta a idrocolonterapia, l'altra figlia ha presentato denuncia d'approfondimento di Sosso a pagina 27. Le storie del Corriere, bambini autistici in aiuto ai disabili, rampe con il Lego, come si può vedere da questo scatto. E sempre dalla prima pagina del Corriere, cassa in vista all'ex CC. Notizie quindi riferite ai lavoratori bellunesi, frenata degli ordinativi delle pompe di calore, convocati i sindacati. Ricorso alla cassa integrazione ordinaria per lo stabilimento della Sesta di Mele, si parla della ex ACC. Da maggio a luglio i segretari di FIOM CGIL, FIMCISL e WILL sono stati chiamati lunedì dal gruppo Luve per analizzare la situazione del mercato delle pompe di calore e quindi firmare l'avvio dell'ammortizzatore sociale. La contrazione degli ordini è alla base di questa scelta dell'azienda che nella fabbrica di Limana già da ottobre scorso ha avviato la cassa. Si parla ovviamente anche della donata degli alpini, ormai prossima, penne nere in marcia per il primo alzabandiere, al via la donata degli alpini di Udine, attesi 40.000 veneti, 3.000 dalle sezioni bellunesi. Il meteo, pioggia e neve non smettono, ma le falde restano basse, allerta gialla per il maltempo in Veneto, le precipitazioni continueranno per 2 settimane. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, lo scontro politico, asse sulle nomine tra Meloni e Mantovano, resa di Giorgetti. Pisani, nuovo capo della polizia, Sergio, nuovo amministratore delegato della TV pubblica, rinvio sulla Guardia di Finanza. E a proposito di Rai, giallo-nera, lunedì il voto del CDA, il Movimento 5 Stelle pronto a sostenere i vertici voluti da Meloni, in ballo c'è il ricollocamento di Giuseppe Carboni, ex direttore del TG1. Sempre dallo scontro politico, l'appello di Mattarella, aiutiamo i giovani a crearsi una famiglia, il capo dello Stato chiede alla politica misure a sostegno della natalità, le giovani coppie costrette a rimandare l'esperienza della genitorialità. Ecco alcune dichiarazioni del presidente Mattarella, servono politiche per superare le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi, c'è bisogno di sostenere i giovani con politiche fiscali, abitative e sociali adeguate. Azioni che si dovevano fare ancora 20 anni fa, speriamo che finalmente arrivi il momento. Il capo dello Stato richiama l'articolo 31 della Costituzione. Trovate anche un'intervista ad Alessandro Rosina, nome un amico anche in questo caso dell'associazione Bellunesi nel Mondo. Se Meloni non manterrà le promesse, la credibilità del governo è a rischio. Il docente di demografia all'Università Cattolica di Milano, fare un figlio deve essere una scelta che crea valore per il paese. Ha detto, un aiuto economico consistente può essere una leva dall'effetto immediato. Nel nostro paese c'è una carenza di politiche familiari su molti fronti, a partire dai giovani. Alessandro Rosina, fondatore appunto anche di iTalents, un social network che ha l'obiettivo di coinvolgere i numerosi talenti, soprattutto giovani, che in questi ultimi anni vanno all'estero. Sempre dalla politica, l'etnia da difendere, in 40 anni 11 milioni in meno di residenti, Lollobrigida, dobbiamo tutelare la cultura italiana, pioggia di critiche dalle opposizioni, Schlein, queste parole sono estremamente sbagliate. Non esiste una razza italiana, è un falso problema, però esiste un'etnia italiana che deve essere tutelata. Se vogliamo incrementare la natalità è per difendere la nostra cultura. Altri approfondimenti appunto riferito a un tema di estrema attualità che riguarda l'Italia e nel nostro caso anche la provincia di Belluno, ovvero lo spopolamento e la denatalità. Pagine di attualità, basta file dal medico, la ricetta elettronica diventa permanente, la prescrizione del farmaco sarà ripetibile per i malati cronici e potrà arrivare a 12 mesi, più collaborazione con i farmacisti. Notizia di spalle che ci porta a Milano, esplode un furgone di bombole d'ossigeno, strage sfiorata a Milano, 200 gli evacuati. Notizie dall'Ucraina, Zelensky dal Papa, all'arrivo domani a Roma dopo la tappa a Berlino, incontro anche con Meloni. Il colloquio sarà uno snodo cruciale della missione di pace segreta del Pontefice. Fatti di cronaca che ci portano in Veneto, siamo nel Trevigiano, a Treviso, accoltellato alla pancia durante la lite, 17enne muore, fermati in 3. Dramma ieri pomeriggio, la vittima è uno studente, Ayem Adda Benaumer, 2 minorenni anche tra gli aggressori.
Ancora dal Veneto si parla di sanità, a pagina 9, digiuno intermittente, pediatri contro viola, è dannoso per la salute, serve più attenzione. Gli specialisti, diete e società narcisista, dietro l'aumento dei disturbi anoressici, mangiare in famiglia è un momento fondamentale per la socialità delle persone. Si parla anche di maltempo, a pagina 10, allerta gialla, continuerà a piovere ma la siccità non è finita. Precipitazioni per altre 2 settimane, poi primavera ed estate piovose e fresche. I bacini sono più pieni ma per le falde bisogna attendere ancora del tempo. Queste le precipitazioni in Veneto riferite all'11 maggio, in millimetri vediamo che vi è stata una abbondanza praticamente in tutta la regione, ma lo avete capito, non basta per ridurre la grave crisi dovuta alla siccità che la nostra regione e quindi anche la provincia di Belluno sta vivendo. Passiamo adesso alla dunata nazionale in Friuli, tappe ad Aquileia, di Puglia e Gemona. Gli alpini bellunesi ricordano i disastri. Lino De Pra, presidente della sezione di Belluno, e Stefano Del Favero del Cadore hanno partecipato al pellegrinaggio della pace. E adesso le notizie riferite prettamente alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 16. Giovedì di sera a Suon di Musica il consorzio prepara l'estate in centro. Capraro, 6 o 7 serate con eventi sul palco in piazza, tiene il numero di soci e ora con il comune c'è il dialogo. Agricoltura, api stremate da pioggia e freddo, a rischio la produzione di miele, il presidente di Api Dolomiti perse le fioriture primaverili e forse la caccia, speriamo su tiglio e castagno. Sono state rinviate le semine di mais necessarie per gli allevamenti. Gloria è perplessa per la neurologia, tolgono serenità a noi ammalati, un approfondimento in questo caso invece riferito alla difficile situazione dei reparti di neurologia dell'ospedale di Belluno. Non convince la sperimentazione dell'USL numero 1, cittadini uniti contro il taglio dei servizi. Così ci stanno togliendo la possibilità di vivere serenamente la nostra malattia, non avendo la certezza che verrà curata in modo adeguato. Sono parole amare quelle di Gloria Pochesa Marian, la giovane comeliana malata di sclerosi multipla. Da mesi, cioè da quando è scattato l'allarme per l'attività della neurologia nell'USL numero 1, Gloria si sta battendo perché non solo questo servizio, ma tutta la sanità bellunese venga garantita. Pagina 18, taglio del cuneo fiscale, aumenti in busta paga per 75.000 bellunesi, incremento dai 50 ai 97 euro, vale per i redditi fino a 35.000. Paglini Cisl boccia la manovra, così è controproducente. Troverete una tabella con tutte le dichiarazioni IRPEF 2022 nel bellunese, suddivise per comune, per numero di contribuenti e per dipendenti. Troverete quindi tutti i dati e tutte le cifre dei redditi della provincia di Belluno. 2 pagine di approfondimento. Passiamo invece a pagina 20, c'è un'offerta per gli impianti, si parla di Nevegal, a pagina 20 Nevegal 2021 ha rotto gli indugi, l'attuale proprietà ha partecipato al bando indetto dal comune scaduto ieri. Oggi l'apertura delle buste a Vicenza, in ballo la gestione per i prossimi 12 mesi. Per i prossimi 12 anni. Altre notizie brevi da questa pagina. Oggi quale futuro per il Colle nel convegno di Azione, l'appuntamento è alle 10:30, in questo caso in Nevegale, ancora la replica di Belluno al centro, a Gira Villa Montalban, ci sono altre priorità, notizia di cui se ne è parlato anche ieri nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Passiamo a Feltre, Lassi, Bacchetta, l'USL, disabili in difficoltà per entrare in ospedale. Paoletti, consigli inascoltati durante la progettazione, quel cordolo è un ostacolo, quando piove tutto si complica. Oggi alle 18, concorso sul melanoma, si premiano le scuole, appuntamento a Feltre. Offerta di lavoro, un funzionario tecnico per i lavori pubblici, notizia che riguarda il comune di Feltre. E sempre a Feltre, in via Bagnols, 3 auto coinvolte, 2 feriti in un incidente stradale. Anche il Corriere delle Alpi porta un richiamo all'omicidio di domenica scorsa a Fener. Lunedì c'è l'autopsia su Costa, il locale resta sotto sequestro. Rimaniamo a Feltre, i fondi per la cultura, nasce il Festival dell'Araldica, pronti 46.000 euro. Spada, iniziativa che avrà ottime ricadute per il turismo, delusa la minoranza quest'estate, nessun concerto. Notizia di spalle, sempre da Feltre, degli Angeli spiega mutui rinegoziabili dopo la circolazione. La giunta respinge le accuse sull'operazione, non c'era alternativa al ritocco dell'IRPEF.
Continuiamo con pagina 23, sempre dal Feltrino, Pedavena, palestra antisismica, lavori pronti a partire. L'intervento prevede anche la sostituzione di luci e finestre. Il sindaco Castellazzi, il cantiere interno finirà per l'inizio delle scuole. Notizia di spalle, Cesio Maggiore, il formaggio Piave DOP celebrato a Milano da chef e sommelier. E continuiamo con pagina 24, Borgo Valbelluna, lavoro ex ACC, l'azienda chiede la cassa integrazione, c'è una contrazione degli ordini, dice la proprietà. Lunedì incontro con i sindacati, attendiamo di capire la situazione. Borgo Valbelluna, giornate dei Narcisi, volontari mobilitati, Proloco e Comune pronti per i 4 appuntamenti. L'assessore Deola, attorno ai fiori si è sviluppata una rete di eventi. E sempre da Borgo Valbelluna, le future estetiste in casa di riposo fanno belle le donne. Sono riprese a pieno ritmo le attività ricreative nella RSA gestite dalla Valbelluna Servizi. Nei giorni scorsi si è tenuta una visita ai luoghi del Vajont. Al Pago, moto a tutta velocità in Fadalto, i residenti siamo esasperati. La denuncia: si fanno fotografare mentre fanno la piega alla curva di Mosè. Il comune ha pronto il progetto per l'autovelox fisso ma tende lumi sulle norme. I controlli periodici delle forze dell'ordine e le sanzioni finora non sono serviti a poco. Notizia di spalle che ci porta a Longarone Zoldo, c'è la casa tra i benefit offerti ai nuovi OS, nuovo bando per la ricerca di operatori sociosanitari per l'azienda speciale servizi alla persona Longarone Zoldo. Ponte nelle Alpi, Casana e pecore uccise dal lupo, De Vettor, la politica cosa fa? Fatti di cronaca giudiziaria, il processo, io bevo quanto voglio e minacce ai carabinieri. Passiamo a pagina 26, notizia dall'Alto Agordino, siamo a Rivinallongo, una nuova cabinovia sul Pordoi, comfort per i clienti e addio code. Depositato il progetto, l'impianto servirà 3.400 persone all'ora e sostituirà la seggiovia Lezzuo. Val di Zoldo, ponte di Borgo Europa, parte l'iter dell'appalto, alleghe tutte le scuole chiuse per il passaggio del Giro. Si continua con pagina 27, Cortina, anziana curata con cinghie e clisteri, a processo marito e figlia naturopati. La donna ha problemi psichiatrici, porta chiusa al medico che chiedeva di visitarla, i 2 denunciati dall'altra figlia. I farmaci fanno male, i dottori uccidono. Una donna di Cortina era così convinta di questa sua teoria che, secondo la magistratura, ammetteva solo rimedi omeopatici per l'anziana madre con problemi psichiatrici e impediva le visite geriatriche e specialistiche. In compenso le faceva sottoporre all'idrocolenterapia a Treviso, malgrado il medico di base l'avesse sconsigliata perché è pericolosa per le persone in età avanzata. I lavaggi del colon retto servivano a eliminare tracce di medicine, oltre che tossine e residui di pasti. Cortina, moglie di un vecchio campione, affitta una casa, la figlia querela. E continuiamo con Sant'Andrea Lorenzi che hanno dato il via libera, De Zanna potrà assistere ex polveriera. Lunedì la conferenza dei servizi, notizia che riguarda sempre il comune di Cortina. E rimaniamo a Cortina anche con pagina 28, lusso, suite e tanta tradizione, così sarà l'ancora di rosso. Il patron dei jeans diesel racconta il futuro dello storico hotel comprato 3 anni fa. Il restauro rispetterà la sua storia in maniera innovativa e sostenibile. Impianti, apertura estiva di Cortina Skyline, è fissata la data. E sempre da Cortina, nuovo ponte a Crignes, l'opera entra nel vivo, come si può vedere da questo scatto e da quello che abbiamo trovato sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Un ultimo richiamo per quanto riguarda il bellunese, siamo in Comerico Superiore, un sentiero ricorderà Nicola Zambelli Spezier, un sentiero dedicato all'indimenticato doc Nicola Zambelli Spezier, affermato medico, ex presidente dello Spiqui Team e figura molto conosciuta non solo in Comerico per il suo impegno attivo a favore della comunità. Nicola Zambelli Spezier è scomparso nell'estate scorsa per un male incurabile. Dalla rubrica Cultura e Società, Scovo Labirinti in cerca di anime, ne ho censiti 500 girando il mondo. Ettore Selli, ingegnere ambientale, abita a Scorzè e lavora a Istrana. Domenica sarà ospite al Civico 78 in fiera campionaria a Padova ed ecco uno dei labirinti. In questo caso che ci porta in provincia di Belluno, siamo a Villa Gaggia che riproduce quello di Stra sotto Ettore Selli, l'appassionato appunto di labirinti. Dalla rubrica Giorno e Notte, un Fred Mercury mai sentito nel concerto Symphonic Queen, gran finale della rassegna all'Alexander Girardi Hall con il repertorio della band riarrangiata per voce solista ed orchestra sul palco la Filarmonica Veneta e Ivan.
La Moon Niccolò Fabi canta alle EI, appuntamento il 19 di agosto. Feltre, premio speciale a Pergine per il gruppo Solo Voci. Un appuntamento anche per quanto riguarda l'Associazione Bellunesi nel Mondo, incontro al MIM sulle migrazioni, oggi alle 18 nel museo di ABM a Belluno, incontro sul tema Un secolo di partenze, focus sull'emigrazione bellunese nel Novecento con filmati d'epoca e testimonianze. Ancora dalla rubrica Giorno e Notte torna il colore che illude, giochi e forme in movimento. Amela ha aperto i battenti la mostra che vede l'esposizione di 21 artisti di livello internazionale, tra i maggiori Edoer Agostini, Getulio Alviani e i bellunesi Silvano Brancher e Celestino Facchin. Concludiamo con lo sport bellunese, pagina 33. Niccolò sfida le insidie e frantuma record, lo sport è salute, benessere e libertà. Pierni è nato prematuro, ha un polmone atrofico e un difetto al cuore, ora va a caccia dei primati mondiali nella corsa paralimpica. Calcio, tutto confermato, gironi a 16 squadre dalla promozione alla seconda categoria, problemi per l'eccellenza dove si va verso raggruppamenti da 17 o 18, ripescaggi con il contagocce, difficilmente la Juventina salirà in prima. Calcio a 5 Serie B, ad Acireale per sognare, Canottieri prende l'aereo per la semifinale playoff. Rugby al Pago, Schirru, stagione super per quanto mi riguarda, Liguori è confermato. Per quanto riguarda il mondo del ciclismo, da Seren fino a Belluno il 78esimo Giro del Piave apre il calendario della FCI. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso con possibili parziali schiarite, soprattutto in pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.